Amici di Storia, buonasera, buonasera a tutti e ben ritrovati per un'altra puntatona, la voglio definire questa sera, perché anche questa sera tantissimi ospiti interessantissimi, perché naturalmente, come sapete, ormai lo so che ci aspettate puntualmente di settimana in settimana e puntualmente noi vi proponiamo sempre delle curiosità e anche questa settimana naturalmente siamo di parola, perché pensate abbiamo degli artisti straordinari, abbiamo scoperto un trio di ragazze che pensate ci fanno rivivere un pochettino quella che era la musica degli anni 40, ve lo ricordate il trio Lescano? Te le ricordi, te sei nato prima di loro, no? Vincenzo dice sì. Esatto, quindi abbiamo scoperto... Va bene, basta. Ok, abbiamo scoperto queste ragazze che sono strepitose, ci ripropongono quegli anni e poi abbiamo naturalmente uno scrittore che ci propone dei libri, una squadra di atletica molto importante qui del nostro territorio, che abbiamo dei campioni che insomma, a livello nazionale e poi naturalmente vi daremo delle pillole per quanto riguarda appunto la fiscalità del nostro paese con un commercialista e poi insomma parleremo di tanti argomenti anche con dei personaggi tipo sindaci dei nostri comuni qui limitrofi. Quindi insomma una puntata molto interessante. Detto questo, io però prima di partire vorrei ricordare quelli che sono gli appuntamenti del Circolo Sersanti di Imola in piazza Matteotti 8 e venerdì 18 marzo alle ore 17 incontro con egittologi riassemblando la tomba dispersa di Tannhäuser. Tedesco, sì, egiziano, perfetto. Bravissimo, vedo che sei preparato anche in storia, Vincenzo. Venerdì 18 marzo, sempre alle ore 22, la serata jazz con The Jazz Gang Trio. Trio Fasano, ecco lui è rimasto al trio Lescano, trio Fasano sono il suo genere. Mentre domenica 20 marzo, premio nazionale di poesia e narrativa dedicata ad Alda Merini. Quindi noi ci occupiamo, vedete, anche di cultura, cosa che non vi riguarda, qua no, voi qui non c'entrate niente. Giovedì 24 marzo invece opportunità di crescita, conoscere, perseguire, in convegno BVU rivolto alle piccole e medie imprese. Questa è una cosa veramente straordinaria, faccio vedere la locandina. Praticamente la BVU organizza appunto un'opportunità di crescita per le piccole e medie imprese, quindi daranno informazioni in questo convegno per ottenere appunto finanziamenti a livello europeo, quindi per le aziende, per le imprese, a tutti gli effetti, ed è un appuntamento credo che qualsiasi imprenditore debba appunto comunque partecipare. Prendete informazioni al Circolo Sersanti appunto anche per questo convegno molto interessante, ricordatelo appunto giovedì 24 marzo alle ore 17. Detto questo, io sono qua con voi con il trio De Bastamò più uno, se ce la fa, chissà se ce la fa, ma c'è tutte le settimane. Cosa facciamo questa settimana come stacchetto veloce per i nostri ospiti? Lo stacchetto veloce avevo pensato dedicato alla nostra Frida, Bella Bionda di Castellina. Bella Bionda di Castellina Pasi. Tu come la suoni? La suono alla Castellina Pasi. Tu invece? Alla Castellina Pasi. Tutti alla Castellina Pasi. Allora, Bella Bionda suonata alla Castellina Pasi dal duo De Bastamò più uno, se ce la fa. Chissà, vedremo. Vai con la musica! Eccoli là, il duo De Bastamò più uno se ce la fa, Bella Bionda dedicata, no, chi è? Questo è il grillo. Questo è il grillo, la Bella Bionda prima, l'ha detto Bella Bionda prima, ma sono tutte uguali più che altro, ma sì, ma chi se ne frega, è sempre Castellina, ma chi se ne frega, tanto voi le fate uguali tutte, le fate, dopo ne facciamo un'altra, che quella invece sarà la Bella Bionda, perfetto. Bene, allora la Bella Bionda, voi ne avete parlato, avete cercato di suonarla, io la vado a conoscere perché è la nostra Frida, che hai sentito il Buonasera. Momento di grande musica. Mi hanno dedicato anche uno stacchetto, non ci voglio credere. Si sono sbagliati. Però quindi sono scivolati sulle bionde, sono tutte uguali. Ecco, questo esatto. non Allora, tanto Frida, bello. Ringraziamo subito i nostri sponsor. Sì. Ci mettiamo da questa parte. Sì, mettiamoci qua. Mozzate qua davanti, ci mettiamo qui, Ecco ci imbuchiamo qua in mezzo, perfetto. Ringraziamo i nostri Certo. sponsor, salutiamo Agata, Contrasti Parrucchieri, e c'è anche Gianni ovviamente, salutiamo anche Salutiamo lui, che si tutti, sono certo. occupati della conciatura, come puoi vedere Maurizio. Chi è? Questa sera hanno dietro, fatto la conciatura. un lavoro che non ti Quello dico. che ti eri girata pensavo arrivassero i due parrucchieri. No. Ok, perfetto. E in più ringraziamo Etwin, le ragazze di Etwin, salutiamo, certo. sempre Elisa e la Le mano per invitiamo gli sempre abiti. in studio, tanto sappiamo che non vengono, però noi insomma, sì. ci Noi le tocca il aspettiamo. mestiere di invitarli. Detto sì. questo, che facciamo? Presentiamo Cominciamo. gli ospiti. Sì. È una puntata veramente interessante e piena di interessantissima. ospiti. Certo. Prego, a te Allora, l'onore. buonasera a tutti.
Allora, Ecco la maestrina che arriva, Mi avete studiato siedo. ragazzi, il tono è questo. no, intanto salutiamo Floriano, buonasera Floriano, Buonasera, che è stato già nostro ospite, Molto conosciutissimo. molto conosciuto, dottore commercialista di Imola, imolese, buonasera. Poi siamo in compagnia del vice sindaco di Casola Valsegno, buonasera Maurizio Buonasera. Nati, ben arrivato, in compagnia di Antimo Pappadia, scrittore e saggista, buonasera. Buonasera. E in più in compagnia delle nostre cantanti, le semicrome. Buonasera ragazze. Buonasera. Le salutiamo tutte, ci sono Marta, Ilaria e Benedetta. Ben arrivate. Allora, cominciamo a conoscere le ragazze, che dite? Eh sì, cominciamo beh. a conoscere le nostre ragazze, le semicrome. Voi fate un genere musicale, ti lascio il microfono, Marta, ti lascio il microfono. Un genere musicale molto bello, io vi ho presentato prima, perché voi fate il genere musicale del trio Lescano. Esattamente, Una cosa meravigliosa, sì. cioè, ci fa rivivere veramente, dopo le ascolteremo tra l'altro, siete bellissimi, faccio i complimenti, quindi molto belle, carine ed eleganti, quindi ecco, come nasce l'idea di un genere musicale Beh, così lontano, se Sì, vogliamo? sì, Molto sì, vicino così- a Vincenzo, ma lontano dalla maggior parte dei nostri... Così inconsueto, è vero. Tutto nasce in realtà dall'esigenza di trovare qualcuno che cantasse una canzone durante una manifestazione per Certo. i 150 anni dell'Unità d'Italia, che cantasse una canzone del periodo del dopoguerra, e quindi noi veniamo tutti e tre dalla stessa scuola di canto e abbiamo detto: ma perché non tentiamo questa impresa, facciamo questa prova? E quindi abbiamo provato a unirci, Dai, a unire le bellissimo. forze, abbiamo cantato Maramao perché sei morto, Certo. e ha avuto un bel riscontro, e E quindi di lì di lì partite è con un continuato. repertorio, insomma, che Con un state repertorio, sì. allargando, insomma. Bene, allora vi lascio qui in stand-by Bene. un secondino, perché poi dopo, insomma, vi vogliamo sentire all'opera, È vero? Bene. Allora, hai visto che belle che sì, sono? Belle davvero. brave, veramente. Allora, partiamo un attimo dagli altri ospiti che sono qua seduti, perché, insomma, è giusto dare... Da chi vuoi cominciare? Ma io comincerei da un eventone, visto che abbiamo fatto riferimento al trio Lescano, abbiamo fatto riferimento agli anni 40, anni 50, e quindi parliamo un po' di storicità. Bene, qui vicino a noi, sapete, vicino a Imola, a pochissimi chilometri, c'è un comune famosissimo, è Casola Valsegno, un comune che vive tutto l'anno, è una cosa incredibile, ha un'energia che è strepitosa, e quest'anno praticamente ricorrono gli 800 anni della nascita di Casola Valsegno. Io sono qua... Prego? Prego. Poi io sono qua con Maurizio Nati, che è il vice sindaco del comune di Casola Valsegno, e vi faccio i complimenti perché insomma lei li porta benissimo. Io Maurizio, benissimo, 800 anni portati alla grande. No, sto scherzando, naturalmente. Un comune vivo. Come mai c'è questa vivacità all'interno del comune, Maurizio? Ma credo che sia sempre stato un obiettivo di tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite. Nelle piccole comunità serve molto fare aggregazione per essere vivi, e devo dire che a Casola è un posto molto fertile per questo. Ci sono associazioni che spaziano in tutti i campi della cultura, le semicrome che ha presentato prima È roba vostra. è roba, non roba nostra, ma sostanzialmente è frutto di queste attività che ci sono a Casola, che poi si esprimono in diversi modi, nella musica, nell'arte. Oltre all'arte fa bene anche l'aria, vedo su a Casola bene, Valsegno, insomma, certo. sono tre fiorellini che sono... Tanto Casola è il paese delle erbe e dei frutti dimenticati, questo non ce lo dobbiamo dimenticare mai, Assolutamente. che è una cosa estremamente bella, interessante, l'ambiente anche di Casola è naturale, che fa sì che sia meta tutti gli anni di tante persone che vengono a visitare il giardino officinale dell'azienda regionale delle foreste gestito dal Comune di Casola, e soprattutto la festa dei frutti dimenticati che nel mese di ottobre mette a vetrina quelli che sono i prodotti, i frutti che una volta hanno sfamato generazioni nel mondo agricolo rurale casolano, ma che sono estremamente interessanti dal punto di vista dell'utilizzo anche nella gastronomia, nella ristorazione. Certo, che conosciamo insomma, benissimo, perché insomma, è un fiore all'occhiello, diciamo, del territorio casolano. Sì. Ecco, frutti dimenticati, Floriano, hai sentito? Però noi cos'è che non dobbiamo dimenticarci di fare? È quello di Quello che fra stare poco, attenti al fisco, che dici te, sì. no?
Fra poco ce lo ricorderemo. È già un po' che ce lo ricordiamo. Ascolta, allora, lasci in stand-by naturalmente caso la Valsegna un secondo, perché poi vorrei entrare nel merito degli 800 anni. E ho voluto questa sera invitare Floriano perché ogni tanto ci piace trattare l'argomento fisco, argomenti importanti che dobbiamo insomma stare tutti in allerta, sia perché come sappiamo è noioso, c'è da pagare, ma a volte ci sono anche qualcosa così interessanti, no? Giusto per quanto riguarda le imprese, i privati. Legge di stabilità, alcune chicche per quanto riguarda le agevolazioni introdotte, quali sono le novità a vantaggio dei cittadini, delle imprese, se ci sono. Sì, certo. La legge di stabilità è la vecchia legge finanziaria, no? Che quindi ha soltanto cambiato nome. Diciamo che ci sono parecchie riproposizioni, per cui le vecchie deducibilità, detrazioni, naturalmente parliamo di persone fisiche insomma, in questa sede, per cui vengono riproposte alcune agevolazioni che, a parte quelle storiche, quelle a regime, che possono essere la deducibilità degli interessi passivi sui mutui prima casa, oppure gli oneri deducibili per le spese specialistiche, mediche, eccetera. Diciamo che per venire un pochino più a quello che possono essere alcuni interventi della legge di stabilità, parliamo di riproposizione della deducibilità delle spese di ristrutturazione, certo, che sono deducibili al 50%, delle spese sostenute fino ad un tetto di 96.000 euro e fino al 31/12/2016. Fine anno. Esatto. Uguale discorso riguarda le spese di riqualificazione energetica degli edifici, certo, no? Con una tabella che individua a seconda delle tipologie di lavori che vengono effettuati una deducibilità che va da 30 fino anche a 100.000 euro, certo, e questa prevede il 65% di deduzione. Sempre fino al 31/12/2016 e sempre in 10 anni. A proposito della deducibilità, se una come Frida ha 75 anni per esempio, no? Li porta sempre bene. Il periodo di deducibilità è più corto, vero mi pare? No, questo non c'è più, è un'agevolazione che era stata introdotta per le persone più mature, diciamo così. Non c'è più. Non c'è più. Che è stata tolta, quindi anche sì, quelle dai 75 anni tutti, hanno comunque 10 anni. Sì, è la stessa cosa. E sperano che insomma hanno allungato, adesso no, è studiata bene d'altra parte. Quindi, no, però comunque insomma sfruttiamo le agevolazioni anche perché insomma comunque qualcosa torna indietro, incentiviamo un po' il lavoro, insomma tutto quanto. Quindi... È una norma che ha avuto un grandissimo successo e non a caso. Non a caso. Insomma, bene, vedete, quindi ci sono notizie anche positive, notizie positive. Che dici Frida? Ristrutturiamo casa io e te? Sì, certo. Ma sì, dai, che fai sì. Poi io scappo, vado all'estero, dopo parliamo anche di dopo quello. parliamo di questo, questa è una cosa curiosa, che lui ama queste cose qui, esatto. Sai che Floriano... Allora, presentiamo anche Antimo. Qua abbiamo un personaggio straordinario. Antimo è uno scrittore ed è reggiano di adozione, vero Antimo? Sì, io sono napoletano di origine e adottato reggiano. Sono 25 anni che vivo e opero a Reggio Emilia. Cioè tu sei scrittore di saggi di narrativa, giornalista, pubblicista. Sì. Ti occupi di sociale, questo mi ha incuriosito. Sì, io professionalmente mi occupo del sociale, in particolar modo di disabilità, sia disabilità che acquisita che congenita. Lavoro in un centro diurno dove appunto facciamo dei progetti psicoeducativi, socioterapeutici e anche assistenziali. Certo. Insomma, poi ogni ragazzo ha il suo progetto individuale. Certo. Quindi, senti, più scrittore o più addetto al sociale? Come ti senti di più vicino? Perché di libri ne hai parecchi, vai, sì, diciamo, una carrellata di libri che sono tantissimi. Diciamo 50 e 50, perché ho scelto il mio lavoro proprio per passione, perché amo il mio lavoro e credo che sia uno dei lavori più belli al mondo. Certo. Però io amo anche la scrittura ecco, e non riesco a farne a meno. Che tipo di scrittura? Perché tu hai fatto dei saggi della narrativa. Sì, io ho cominciato con la saggistica, ho scritto diversi libri psicosociologici e anche di tipo umanistico. E poi dopo, visto che mi piace sperimentarmi, mi piace in qualche modo mettermi in gioco, e ho provato con la narrativa. Ho cominciato con una raccolta di racconti perché ritengo che sia un po' più semplice lavorare con i racconti che con i romanzi, e poi mi sono buttato nei romanzi, infatti l'ultimo poi è La tortora del pappagallo, che dopo poi presenteremo nel dettaglio. Insomma. Antimo, tu ti sei occupato anche di un argomento molto importante, diciamo a casa qual è? Tu hai parlato della Terra dei Fuochi, giusto? Sì, perché nei tuoi libri. Sì, perché io sono giornalista pubblicista e quindi, essendo di origine partenopea, ho scritto diversi articoli, ho fatto delle inchieste sulla Terra dei Fuochi
scrivendo diversi articoli e cercando di denunciare quello che in passato, perché poi andiamo un po' in ritroso nel tempo, quello che in passato era un problema piuttosto sottovalutato. Oggi fortunatamente anche le istituzioni sembra che ne abbiano preso coscienza e questo mi fa molto piacere. Ecco, rimaniamo fermi su qui perché dopo ci ritorniamo un secondo, perché c'è una cosa interessante, perché una volta si fa riferimento alla Terra dei Fuochi come al meridione d'Italia, Napoli, tutto quello che sembra che succede. Al sud. Perché non è così scontato? Se ne parla un po' meno, ma c'è tanto da dire anche qua dalle nostre parti, vero? Sì, è verissimo, perché io poi ho scoperto, appunto facendo degli studi, che in realtà la Terra dei Fuochi non è soltanto al sud, ma è anche al nord. Tra l'altro la Procura di Brescia sta analizzando ancora oggi dei documenti, perché sembrerebbe che nella zona nord Brescia, sud Milano, nord Reggio Emilia ci siano stati sversate delle sostanze tossiche e addirittura radioattiva provenienti non solo dall'est europeo, ma alcuni imballaggi perfino dall'australia. E ci si chiede com'è possibile che delle sostanze tossiche abbiano viaggiato per un pianeta intero senza che nessuno se ne accorgesse. Sì, infatti, di questo ho scritto diversi articoli ed è tutto alla Procura di Brescia. Allora, dopo presentiamo presentiamo l'ultimo dopo, nato in casa appunto di Antimo, e torno qua da Maurizio Nati, vice sindaco, perché arriviamo a quelli che sono gli 800 anni di Casola Valsegni, un logo che tra l'altro stasera c'è la premiazione, la presentazione del logo ufficiale, lo possiamo far vedere, questo qui. È fatto da un artista, di un artista di Ferrara, Stefano Buzzi. Devo dire che come amministrazione siamo stati piacevolmente sorpresi, perché facendo questo concorso di idee non speravamo in tante adesioni, invece sono state 64 le opere che sono arrivate al comune. Insomma, non sono e quindi, poche. no, sono tantissime, quindi segno evidente che Casola, come diceva lei giustamente prima, è un paese vivo, conosciuto. Le manifestazioni che ci sono durante l'anno nella ricorrenza degli 800 anni di per Casola. gli 800 anni di Andiamo Casola, in ordine cronologico proprio. Casola, i suoi natali sono a giugno del 1216, quando il castello di Casola e la vicina chiesa di Santa Maria, che insistevano come dal punto di vista strutturale in un poggio sopra il paese attuale, furono saccheggiati dai faentini, perché i casolani in quel momento erano sotto la diocesi di Imola, e quindi loro comunque pretendevano le gabelle dai casolani, e gli imolesi dissero: non vi preoccupate che interveniamo noi se i faentini hanno queste pretese. Poi in realtà gli imolesi lasciarono solo i casolani. All'inizio del mese di giugno del 1216 arrivarono i faentini, saccheggiarono il castello di Casola su questo poggio sopra l'attuale paese. I casolani uscirono con la corda al collo dal castello e si insediarono giù sul terrazzo naturale, sul fiume Segno. Se facciamo tutta la storia di 800 anni, dove si trova facciamo i capelli bianchi, dove si trova tutt'oggi. Ascolta Maurizio, però gli eventi che ricorreranno quest'anno, ecco, gli eventi principali sono quelli a metà giugno, quando appunto ricade la data, e occuperemo praticamente 3 giornate con delle feste in piazza, e in particolare nel sabato 18 giugno ci sarà un bel convegno sulla storia di Casola, che esaminerà diversi aspetti della storia di Casola. Il giornalista Beppe Sangiorgi sta realizzando un libro su questi 800 anni di Casola, proprio. Però tutto quanto, Maurizio, lo possiamo trovare naturalmente, immagino, nel sito internet del comune. Comunque la cosa più importante che volevo dire è che ci sarà questa gran cena in piazza la sera del 18, organizzata da tutti i ristoratori casolani, da tutte le associazioni casolane, perché vogliamo che sia un paese di giugno, quindi diamo l'appuntamento alla cena in piazza. Presentiamo il libro di Antimo. Antimo, allora il tuo libro è strutturato in un modo particolare.
Di che cosa si parla? Abbiamo 2 minuti anche perché vogliamo sentire anche le nostre semicrome. Cerco di essere velocissimo. Certo. È ambientato nella società contemporanea, il protagonista si trova alle prese con quella che è la nostra società, appunto una società in crisi sia di valori e sia economica, però dietro questa storia bella, che poi c'è anche una storia d'amore, insomma anche un po' piccante ad alcuni tratti, c'è un altro aspetto fondamentale che è quello che appunto di una denuncia verso l'ipocrisia di quello che è un po' il mondo del welfare, perché il mondo del welfare purtroppo, o fortunatamente, dipende poi dai punti di vista, muove un certo bacino di vuoti, quindi quando ci si trova in qualche caso ci si aggrappano un po' tutti, ci si trova così vicino alle elezioni, tutti parlano di tutti i problemi relativi alla disabilità, dopo le elezioni ci si scorda tutto. Un esempio per tutti, ad esempio, è la sessualità riguardo la disabilità. Sembra che tutto il mondo si preoccupi della sessualità nella disabilità, subito dopo le elezioni scompare il tema. Nessuno fa niente. Quindi questo libro parla di un'azienda appunto cooperativa che è onesta, perché è onesta, però purtroppo è legata ad un sistema che inevitabilmente crea una certa forma di ipocrisia. Quindi ricordatevi appunto La tortora e il pappagallo, nelle migliori librerie, argomento che credo insomma sia utile sapere tutti quanti, quindi insomma ricercatelo nelle migliori librerie. Maurizio, per gli 800 anni le semicrome le portiamo? Sicuramente. È una promessa, siete già invitati ragazzi, mi raccomando. Cosa ascoltiamo adesso? Prima della pubblicità, so che io non vedo l'ora di sentirvi, sto fremendo. Sentiamo Male Gambe. Non ti sentono? Male Gambe del Trio Lescano. Del Trio Lescano. Accomodatevi pure, siete voi le protagoniste, noi vi lasciamo in compagnia delle semicrome. Ci vediamo Male tra Gambe. poco. Salutiamo i nostri ospiti, Maurizio, Grazie. complimenti. Floriano, grazie per i tuoi consigli finanziari. Grazie. E in bocca al lupo, Antimo, per quello che riguarda la tua Grazie. carriera. Bocca al lupo, di scrittrice, poi tutto quanto. a Grazie. presto. E intanto vai con le semicrome. Male Gambe. Quando un uomo vede una ragazza passeggiare, che cosa fa? La seguirà e con occhio scaltro cercherà di indovinare quello che c'è da capo a piede. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri e l'asino un po' all'insù. Le gambe. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Quando noi ragazzi ci andiamo a passeggiare di qua e di là per la città, tutti i giovanotti che ci guardano da lontano, non sentiamo così cantare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri e il nasino un po' all'insù, ma le gambe sono belle ancora di più. Due manine deliziose ti sapranno accarezzare, ma due gambe un po' nervose ti faranno innamorare. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi neri, saranno belli gli occhi blu, ma le gambe a me piacciono di più. Saranno belli gli occhi azzurri e il nasino un po' all'insù, ma le gambe sono belle ancora di più. Grazie.
Eccoli qua, il duo de Bastamò più uno se ce la fa. Questo invece era il pezzo? Bella bionda. È quello di prima, ma è quello di prima. Quello di prima cos'era? Il grillo. Quindi questo è dedicato a Frida. Ma roba da matti, era uguale all'altro. Massimo, ma guardate, sentire voi dopo le nostre semicrome è una vergogna la musica, proprio, è veramente da pelle d'oca. Avete visto che brave? Sono altre epoche. Altre epoche. Allora, so che tu devi dirci il proverbio della settimana, vero Domenico? Subito, così veloce da leccarsi subito i baffi velocemente. Via, proverbio della settimana? Fidati Di chi? No, fidati? del microfono. Sì, come sempre. Fidati dei tuoi sogni, perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità. Chi l'ha L'ha scritto? detto Stogibil Gilgriban, non so Chi è? Non lo so, non l'ho mai visto. Allora cosa leggi un proverbio di uno che non sai? Dimmelo te. È uno di Brisighella. Lui è un Di filosofo, caso lui lo è senti. un sociologo, uno che ha scritto delle massime. Fidati dei tuoi sogni perché in essi è nascosto il passaggio verso l'eternità. Quindi non è bello. smettiamo di sognare, hai capito? È importante questa cosa qui. I sogni bisogna seguirli, perseguirli. Ma che ne dici? Ma che ne sai? Ma per favore, ma sto a parlare con loro di queste cose, Frida. Io li metterei Mamma mia, ragazzi. in dubbio stasera. In dubbio Io stasera. cambierei le semicrome sì. con la nostra band. Le Cosa semicrome dici? veramente tanto brave. Complimenti ragazzi. Io amo questo genere di musica. Ecco, tra l'altro io ho letto su Facebook che voi avete superato i 400 contatti, quindi state cominciando a diventare famosissimi. In realtà c'è una modifica da fare, abbiamo raggiunto i 500. I quindi 500 mi piace, proprio freschi. Oggi pomeriggio eravate a freschi. 400, stasera siete 500. Ragazzi, andiamo avanti così, eh? Sì, Allora ragazzi, tra l'altro ho letto che voi siete un po' diverse di carattere tra di voi, perché insomma siete tre ragazze, state bene insieme, siete amalgamate bene musicalmente parlando, però vi siete presentati in maniera un po' strana su Facebook. Per esempio, Ilaria, la simpatia, lo stile e la grinta del trio. Quindi, la grinta, partiamo dall'ultimo perché probabilmente è quello che mi rappresenta di più. La grinta mischiata alla determinazione sono sicuramente la mia caratteristica principale. Io punto l'obiettivo e cerco sempre di raggiungerlo. Ah, guarda, è il traino, un po' il motore, la nostra Ilaria qua in mezzo. E simpatia perché cerco magari di tirare un po' sul morale con qualche battuta che ovviamente mi viene così spontanea. E questo mi fa molto piacere. Bello, perché dai, se posso aiutare con la simpatia... Beh, insomma, quella serve sempre, sorriso alla simpatia. Benedetta, maga della precisione, paladina degli animali e un'anima metal. Infatti fai la musica, giusto? D'altra parte, insomma, Esatto. Il trio Lescano, famoso gruppo metal, nascosto dietro uno sguardo angelico. Signore, non provocatela. Oh là là, la prima cosa da fare è provocarla. Sembra così innocua, Assolutamente invece sì, no. assolutamente. Sì, allora in realtà io sono quella un po' più razionale del gruppo, quella che fa un attimo il punto della situazione. Ti hanno messo in mezzo per quello, vedi? Quindi... Sì, le tengo un po' a bada entrambe. Però sì, diciamo che oltre al genere che facciamo noi, io ascolto un po' tutta la musica. In generale. In generale. È importante, credo, per un cantante. Quindi un anche musicista. rock, metal, perché no? Certo. Brava, complimenti. Mentre Marta, un concentrato di energia, determinazione ed ironia. Oh là là, il visino ti si addice, ironia sì. Esatto, l'ironia, Sì, perché penso serva sempre una buona dose di ironia, autoironia e sdrammatizzare, perché ci è capitato agli esordi, ma come poi anche tante volte, di suonare in delle condizioni così che incutevano un po' timore, allora si cerca sempre di cogliere il lato positivo. Ecco, tra l'altro voi avete fatto un concorso Canoro, che tra l'altro avete vinto, dove vi siete presentati col pezzo che abbiamo appena ascoltato, Esattamente, siamo passati in finale con quel pezzo. Vi vediamo qui, guardate che belle che siete col premio, quindi siete passati in finale con quel pezzo, e quello che sentiremo, ascolteremo dopo invece è quello che vi ha permesso di vincere naturalmente il concorso. Esattamente. Concorso che si chiama? Vota la voce, e eravamo a Bagnacavallo. Ah, perfetto, quindi tutto qui, bello, qui in casa, Bello. che Sanremo, che Bagnacavallo, Zello, vogliamo andare a Zello Siamo noi, Alla sagra di alla sagra di Zello del Cocomero, facciamo anche pubblicità alla sagra del Cocomero. Ci vediamo dopo ragazzi, mi raccomando, che belle che sono. Sì. Frida, siamo qua. chi è? Allora, Maurizio, allora, altri ospiti, visto quanti Sì. tutti maschioni, visto Sì, che belli. Poi questi presentiamo, corrono, hai visto? Un Che po' per te, meraviglia. un po' per me. No, insomma, un po' per te, un po'... Ah, no, un po' scusa, per me. rifarci Ok. gli occhi. Sì. Bene, Allora, presentiamo i siamo prossimi in ospiti. compagnia dei prossimi ospiti. Buonasera, allora siamo in compagnia di Luca Albertazzi. Buonasera Luca, ben arrivato, sindaco di Dozza, del borgo più bello d'Italia. In provincia di Bologna è l'unico borgo più bello d'Italia. Sì. Dozza la conosciamo nel Tutti. mondo, negli anni, tutti quanti, quindi insomma andiamo a scoprire naturalmente
ulteriormente, se ne fosse bisogno, insomma, ancora una volta dozza. Certo. E in più siamo in compagnia di Massimo Cavini, buonasera, presidente dell'Atletica Imola Sacmi Avis, e del tecnico che è Vittorio Ercolani qui dietro di me. In più ci sono tutti i ragazzi che dopo presenteremo, buonasera perché a questi tutti. sono un po' un'eccellenza dell'atletica, vero Massimo? Sì. Qua abbiamo i nostri gioielli. Che... Però io ti faccio un appunto, perdonami, perché io vengo a sapere cose anche all'ultimo secondo. Cioè non siete poi così dei, come si dice, dei talent scout voi dell'Atletica Sacmi, perché voi avevate un talento con voi e ve lo siete lasciate perdere, che è questo signore qui seduto di fianco, perché Floriano mi ha detto che anche lui faceva... Sì. Sto scherzando naturalmente. Ci siamo trovati a correre assieme varie volte in età scolastica, ma lo vedo bene, nelle corse campestri scolastiche. Un'altra epoca. Sì, lui saltava i fossi per il lungo, dicevano una volta. Floriano, no, a parte gli scherzi, l'abbiamo tenuto qui, Floriano, sì. Cioè, per un motivo importante, perché so che tu sei curiosa, sì, e so che anche da casa insomma, è un argomento insomma, che ci sentono in parecchi, che vuoi sapere una cosa... Voglio sapere una cosa importante, che è un argomento di attualità. Allora, oggi ci si chiede, Floriano, se ci sono delle agevolazioni nell'andare all'estero a livello di tasse. Tante coppie, soprattutto anche giovani, pensano di andare fuori Italia per vivere. Che cosa pensi tu a riguardo? Ma è un argomento che è diventato di grande attualità, probabilmente in virtù anche di Io non ci andrei mai. Servizio giornalistico anche recentissimo, insomma. Per cui si è affrontato, si è visto, insomma ci sono state interviste, eccetera, e quindi si è venuto così, diciamo così, in maniera più diffusa la voglia in capo a tanti soggetti di percepire soprattutto la pensione all'estero. Questo è un po', credo, quello che è Ma conviene? la punta dell'iceberg, no, di questa... Conviene o il gioco non vale la candela? Cioè, in effetti bisognerebbe, naturalmente l'argomento sarebbe un pochino articolato, quindi bisogna comunque partire dal fatto che bisogna non essere più residenti in Italia, quindi iscriversi all'AIRE, che è l'anagrafe di italiani residenti all'estero, e vivere all'estero per più di 183, quest'anno di 184 perché è bisestile. Contano anche il bisestile. Esatto. Dopodiché, una volta che si ha questo requisito, bisogna pensare a dove trasferirsi e perché. Se il ragionamento è di tipo fiscale, perché poi la curiosità penso che sia questa. Entrano in campo le convenzioni contro le doppie imposizioni che sono state sottoscritte dallo Stato italiano con un po' tutti quanti i paesi del mondo. Si prevede che la pensione sia tassata nel luogo in cui risiede il soggetto percipiente. Quindi comunque spostiamo, diciamo così, il luogo di tassazione sul luogo dove il soggetto si è trasferito. Ma qual è il vantaggio? Perché di fatto lo spostamento di per sé potrebbe essere neutrale, nel senso che io non pago più le tasse in Italia, le devo pagare nello Stato in cui mi sono trasferito. E qui appunto viene fuori quelle che sono alcune normative particolari che magari rendono questo trasferimento conveniente, perché è chiaro che lo Stato italiano a quel punto mi pagherà la pensione, parlo di pensione appunto perché queste sono le cose che sono venute più alla ribalta, fra l'altro attenzionate un po' anche dall'amministrazione finanziaria perché è chiaro che è una perdita di gettito e una mancanza di consumi all'interno del nostro Stato. Ma conviene? È evidente. Diciamo. Conviene se si è visto di recente un servizio sul Portogallo. Il Portogallo ha fatto una norma dove per 10 anni il pensionato che percepisce la pensione non paga imposta. Hai visto? Quindi è molto semplice. Conviene, già È chiaro che gli 850 euro circa in Italia, per fare un esempio naturalmente, diventano 1100 circa in Portogallo. Però la vita è più cara in Portogallo, perché dopo- per la vita è più cara in Portogallo. Bisogna anche equiparare questo. Io posso no? Non mi risulta. Non mi risulta? Non mi risulta. Portogallo, Anche a me risulta che sia molto caro il Portogallo. Quindi bisogna fare anche i conti con quello che è il tenore di vita, quel tenore di vita sul posto. L'altro aspetto è che ci sia un differenziale di tassazione, no? Quindi questo è un caso particolare, il Portogallo appunto ha fatto questa norma e naturalmente c'è un flusso notevole di soggetti. Mi trasferisco alle Canarie, mi trasferisco perché questi sono un po' i paesi che sono un po' deputati, lì godo soltanto del differenziale di tassazione. Pago magari il 15% anziché il 35% italiano, per cui ho questo vantaggio in termini proprio di tassazione. Ma restate in Italia, ragazzi, siete in pensione, almeno godetevi l'Italia, solo che si sta ancora bene in Italia, vero? Meno gente va là, ci sarà meno gente quando ci andrò io, no scherzo, no. Come ce l'auguriamo consigli noi. sempre molto utili, Grazie, Floriano. Grazie Floriano. mille, veramente. E
Cominciamo dall'atletica Imola SACMI-AVS col presidente Massimo Cavini che abbiamo già presentato, un'associazione sportiva storica per la nostra città qui di Imola perché ha compiuto 52 anni. Sì, porca miseria, tantissimo, cioè una cosa, è un mezzo secolo di storia. Un traguardo notevole. Quanti chilometri avete fatto con questi atleti? Perché se contiamo i chilometri 52 anni sono tantissimi. No, è un risultato eccezionale quello dei 52 anni, e poi è ancora più importante perché ha avuto un unico sponsor per tutto il periodo dalla Costituzione, la SACMI. Quindi l'ha messa in piedi la SACMI? Esatto, è stata costituita da un gruppo di soci della SACMI che appassionati di atletica, e poi erano 3-4 persone, poi è diventata una società di 450 Quanti persone. atleti siete? Quanti atleti contate adesso? Sono 450 tesserati. 450 tesserati. Poi c'è tanta quantità ma anche tanta qualità. Perché questi ragazzi qui insomma, non hanno la bandiera d'Italia a caso, ma è la tuta della nazionale di atletica, e loro fanno parte appunto della nazionale di atletica, che dopo conosceremo. Ecco, voi a proposito dei 52 anni, Massimo, avete avuto un riconoscimento importantissimo appunto relativo alla storicità di questa società. C'è la medaglia. Sì, l'anno scorso il CONI ci ha riconosciuto questa medaglia qua, che è la Stella d'Oro. Facciamo vedere. Stella d'Oro al merito sportivo. Stella d'Oro al merito sportivo, è una società sportiva qui del nostro territorio, guarda che meraviglia. Complimenti. Questo trofeo viene riconosciuto solamente a 10 società in Italia ogni anno, ma non società di atletica, cioè società di tutti gli sport. In generale. E viene riconosciuta solamente se hai 50 anni di attività e hai ottenuto dei risultati a livello nazionale. C'è una comparazione di cose insomma, che devono quadrare. Ci volevano tutti gli elementi. Viva l'atletica SACMI Imola. E davvero. Se la SACMI Imola, Frida, ha ottenuto il riconoscimento come società più storica, che cosa ha invece ottenuto il nostro borgo? È il borgo più bello d'Italia, fa parte dei borghi più belli d'Italia, unico borgo nella provincia di Bologna, vero Sindaco? Abbiamo scalato le classifiche, l'unico borgo più bello d'Italia, del club dei borghi più belli d'Italia della provincia di Bologna. Sindaco, lei è giovanissimo. Sì, infatti io sono troppo curiosa. Quanti anni ha Luca? No, perché glielo chiedevo anche prima, non me l'ha voluto dire, adesso voglio sapere l'età. No, ne ho 30 e sono stato eletto a 28, perché ormai ancora è prima, quasi 2 anni. Manca che era giovanissimo, quanti anni aveva Manca? Credo 26. Ah, ve l'ha tirato un pochettino. Tanto ha vinto. lei Sindaco fa parte di una lista civica non agganciata a partiti politici, insomma distaccata completamente da quello che è il partito, quindi insomma un esperimento per Dosta, perché insomma credo una cosa un pochino nuova. Credo che in questi termini sia un po' un esperimento unico, adesso non so a livello nazionale, ma quantomeno nella nostra realtà, nella realtà regionale, senz'altro, perché su dimensioni come quelle del comune di Dozza, quindi 6.500 abitanti, riuscire a creare una proposta amministrativa più che politica di questo tipo, che sia trasversale ma che conti sul contributo anche pratico, fattivo di tutti quegli individui che ritengono di poter dire la loro. Ecco, fare il sindaco a Dozza, sai Frida, secondo me è imbarazzante, sai per quale motivo? Perché? Perché quando giri per strada, cioè non è come Imola che magari sei il sindaco, lo vedi ogni tanto, no, a Dozza ti vedono la mattina, prende il pane, prende il caffè, la sera, e ti fermano per strada, dico bene? Sì, sono proprio scale differenti. C'ho il buco davanti alla strada, me lo viene. Povero! È imbarazzante, si fa il sindaco 24 ore al giorno, è vero? Sì, è su scale diverse, c'è sulla scala più grande un lavoro diciamo più d'ufficio sicuramente, almeno da quanto posso immaginare, sulle scale come quelle di un comune come quello di Dozza. C'è più contatto diretto. Hai più contatto che porta più soddisfazione, ma da un certo punto di vista anche, diciamo che deve un po' cambiare sia da parte dell'amministratore ma anche da parte del cittadino il punto di vista, cioè tutti paghiamo le tasse e quindi tutti abbiamo la possibilità, il dovere di esigere, però bisogna farlo soprattutto in epoche come queste con realismo, quindi l'amministratore deve essere serio nel non fare promesse campate in aria. Però anche il no, oppure venendo da politico, la girò dopo. Però non tutti poi sono così, insomma. Sindaco, il realismo però è importante. Voi nel vostro programma, per arrivare poi a quello che è l'argomento di questa sera, avete comunque
puntato molto sul discorso turistico, sul turismo, quindi incentivare ancora di più il turismo per quanto riguarda Aosta, se ancora ce ne fosse bisogno, perché Aosta comunque è visitatissima comunque, però avete già avuto dei risultati, insomma, quindi 2 anni di, insomma, qualcosina si sta muovendo, vero? Sì, notevoli, io sono molto soddisfatto, colgo l'occasione per ringraziare tutti gli individui, gli enti e le associazioni che stanno contribuendo a quella rivitalizzazione del borgo che nella fase della campagna elettorale noi avevamo appunto promesso, torna al realismo, perché non si può parlare o promettere cose alle quali puoi aspirare relativamente. No? Tu hai gli strumenti e il borgo di Dozza, noi magari ci abitiamo, ci stiamo vicino, non ce ne rendiamo conto, però ha delle potenzialità enormi e stiamo cercando anche con la valorizzazione di ciò che c'era già, ma accompagnando ciò che c'era con iniziative ed entusiasmo nuovo. E poi ci sono tantissimi eventi che ovviamente si svolgono a Dozza. Uno dei tanti è l'Enoteca regionale, quindi è la sede, lì c'è la sede. Noi abbiamo la sede dell'Enoteca regionale, cosa di cui siamo orgogliosi. L'Enoteca è uno di quei nodi fondamentali. Lei è abituata frequentatrice di enoteche, non è solo. Vero, è vero, classica, no, sì, ammetto che è bellissima. 54 manifestazioni nel corso dell'anno, lei ha beccato l'Enoteca. Quella è quella che mi interessa di più. Non era neanche menzionata. Ognuna le sue passioni. Poi abbiamo anche la manifestazione, un'altra manifestazione che anticipo così, è la manifestazione storica del muro dipinto, che anche questa è importantissima. Vedi che Maurizio dice che faccio tutte queste cose, invece io so tutto di Dozza, so tutto, mi sono informata. Di San Giovese, di Sapienza, di San Giovese, però. Dopo vediamo nello specifico, Frida, le manifestazioni, perché giustamente Frida hai toccato quella del muro dipinto, che è insomma, conosciutissima a livello mondiale, dove adesso si è abbinata un'altra bella manifestazione che dopo naturalmente andremo un pochino nel dettaglio. Lei le inviterebbe le nostre ragazze del Semicrome? Benvenute. Promesso? Sì. Da politico o da sindaco di Da civica? realista concreto. Da realista concreto. Ragazzi, abbiamo già fatto un contrattino per... Beh, anche la vicino nostra band, vicino all'Enoteca. Anche la nostra band. Facciamo un pulmino. Anche loro. Allora Massimo, torniamo a parlare naturalmente della nostra associazione sportiva, la nostra società sportiva. Quali sono le attività che insomma curate all'interno della società, le attività sportive? Che specialità fate? Sì, allora, il business principale dell'Atletica Imola è l'atletica leggera. Ok, perfetto. Poi però noi abbiamo svolto anche attività per i disabili, col basket in carrozzina. Marginalmente, per fortuna, perché non ci sono molti praticanti a questo sport, bello e durissimo. Poi da 2 anni abbiamo anche la sezione di triathlon, che è anche quello altro sport durissimo. Triathlon che comprende? Nuoto, bicicletta, ciclismo e corsa. Sono già 70 triatleti, sono tanti per una società giovane di 2 anni, sono 2 anni che fanno. Quindi state già crescendo velocemente, perché 70 atleti. Allora io posso conoscere un po' i ragazzi qui dietro. Perché è importante conoscere loro, perché qui abbiamo assolutamente. dei risultati dal più basso notevoli. del gruppo. Allora, ti chiami, dimmi il tuo nome e cognome? Simone Bernardi. Sei di Imola? Sì. Simone, ecco, tua specialità? Pratico i 1500 metri, che sono una specialità del mezzo fondo. Specialità del 1500 metri, da quanti anni lo possiamo dire, Stefano? Da 6 o 7 anni, cioè 6 o 7 anni più specificatamente, altrimenti prima facevo giusto le gare su strada, quando si è bambini non si fa ancora niente di specifico. Atleta nazionale? Sì. Quindi ti alleni qua, corri per la nazionale, ti alleni qua e poi corri per la nazionale? Quando si viene convocati sì, poi cioè la mia società è l'Atletica Imola. Fantastico. Lui è campione italiano quest'anno dei 1500. Campione italiano, dillo pure, tranquillo. Campione italiano dei 1500 metri under 20. Complimenti. Sti cavoli. Sì. Complimenti, bravissimo, complimenti. Ciao. Lorenzo Bilotti. Lorenzo Bilotti. Sempre dell'Atletica Imola. Di Imola, naturalmente. Sì. La mia specialità sono i 100 metri. Sì. Pratico atletica da 7-8 anni in maniera diciamo più seria. Ho ottenuto ottime soddisfazioni a rappresentare Imola, qui sono tra di loro il più vecchietto diciamo, e quindi un po' di esperienza, ho fatto alcune nazionali anche assolute e niente,
mi impegno al massimo per la società. Lo fai per attività? No, oppure abbini anche lo studio? In Italia è difficile farlo per attività, lo faccio intanto per passione. Certo. Poi ho i miei obiettivi, logicamente. Che riesci a portare avanti. Sì, insomma, che riesco a portare avanti, poi studio e quindi faccio l'università. Complimenti, bravissimo. Sorvolo l'allenatore. Assolutamente, devi? No, allora, lui ha vinto, dillo pure a casa ha vinto vari titoli italiani a livello giovanile. E i 100 metri sono un po' la regina dell'atletica e ha corso i 100 metri in 10,33, cioè 10,33 è un risultato notevole, a livello nazionale è uno dei più forti in assoluto proprio. Vabbè, complimenti. Mica dirlo, teniamolo lì così tanto, sono modesti, è bello vedere che sono anche modesti, invece qua abbiamo questo un po' più giovane come ho la stessa di Simone, mi chiamo Federico Mengozzi. E specialità? Gli 800, che sono la gara del mezzofondo più breve. Sì. Titoli vinti? No, perché bisogna chiederlo, se no non lo dicono quest'anno sono andato molto bene alle indoor, che sono le gare che si svolgono al coperto, e sono arrivato terzo ai campionati italiani. Quindi anche tu atleta nazionale, complimenti. Io sono Francesco Conti. Sì. Faccio i 4 e 800 metri, negli ultimi 400 anni 400 e 800 mi sono dedicato negli ultimi 2 anni principalmente agli 800, mentre negli anni passati, negli anni precedenti facevo i 400. E appunto i 400 sono ancora una disciplina della velocità, mentre gli 800 possiamo già chiamarli mezzo fondo. Sì. E titoli vinti? Nei 400 metri ho vinto 3 volte il titolo italiano e una volta nella staffetta nella 4x400 metri. Sono dei campioni, ragazzi, complimenti. Davvero. Quindi vi aspettiamo nei grandissimi eventi? Possiamo dirlo? Che dice il nostro allenatore? Certo. Come allenare questi ragazzi? È un piacere. È un piacere. All'inizio magari ero un po' titubante, anche perché io li seguo dal 2011, quando sono andato in pensione. Prima facevo l'insegnante di educazione fisica. Certo. Poi un mio collega che diciamo, è un pezzo grosso, fra l'altro un ex atleta, Massimo Piani, anche dell'atletica, uno che ha fatto la 100 km, è stato in nazionale nella 100 km. Quindi insomma, roba da poco. Insomma. Quando ha saputo che andavo in pensione mi ha coinvolto e diciamo così che adesso è veramente una soddisfazione. Bello. Che tipo di allenamento fanno? Velocemente, giusto per sapere, la curiosità, insomma, c'è un allenamento psicologico, fisico, credo che siano cose insomma, che vanno un po' insieme. Certo, bisogna curare un po' tutti gli aspetti. Certo. Certamente, diciamo, adesso hanno un'età in cui magari l'allenamento comincia a diversificarsi un pochino, a seconda, se uno fa gli 800 o i 1500 già sembra poca la differenza, però bisogna fare anche cose. Perché non è uno sport di squadra, diverse. è uno sport singolo, quindi la concentrazione arriva da voi, arriva tutto interno, quindi oltre all'allenamento fisico c'è l'allenamento mentale, credo che sia Meno male che ogni tanto ci sono anche i campionati di società in cui magari si ricava quello spirito di squadra, oppure nelle gare di allentano un po' la tensione. che sono bellissime. Quindi. Complimenti, buon lavoro, insomma, viva la SAC Imola. Vittorio ha citato i campionati di società, noi quest'inverno siamo arrivati quarti ai campionati italiani di società assoluti, quindi siamo la quarta società in Italia. Complimenti, quanti titoli, Mamma mia, complimenti. Sindaco, società importantissima. Li prendiamo anche loro. Anche loro li prendiamo, sempre vicino all'enoteca. Prendiamoli tutti. Avevi accennato prima un discorso molto interessante, vero? Oltre al muro dipinto. Oltre al muro dipinto si è creata anche un'altra manifestazione importante che è fantastica. Di che cosa si tratta? Ma abbiamo l'ambizione di associare al muro dipinto, che è questa grande innovazione che risale agli anni 60 e ha cadenza biennale. Abbiamo avuto l'idea, ormai appunto 2 anni fa, di alternarla con un'altra manifestazione, se vogliamo, in chiave più moderna, perché si tratta di un festival del fantasy, quindi di tutto ciò che orbita attorno alla cultura del fantasy, che oggi è una materia molto molto sentita, approfondita anche all'estero, soprattutto se vogliamo nelle fasce più giovanili, e quindi ogni 2 anni in alternanza col muro dipinto, quindi quest'anno siamo già alla 3ª edizione, seppur perché le prime 2 sono state a cadenza annuale, abbiamo questa nuova creatura che è stata concepita da Ivan Cavini, che è un noto operatore del settore,
e che già nelle primissime edizioni ha dato frutti enormi, perché sono venute 2000 persone in 2 giorni tra l'altro un borgo come Dozza sono nate anche tante collaborazioni poi da queste manifestazioni. Assolutamente, perché è la possibilità anche qui, siccome nel corso della manifestazione ci sono tantissimi artisti, scenografi, ma anche persone che hanno approfondito per professione tutto ciò che appunto gira attorno al mondo del fantasy, che è un aspetto accattivante, perché spesso non ci si pensa, però queste nuove culture portano con sé dei filoni come quello di Lucca Comics and Games, con cui contiamo di andare a collaborare, e che vanno dal coinvolgimento dell'appassionato ma anche delle scuole, tant'è che le scuole del territorio saranno coinvolte. Però in quei 2 oltre al giorni. fantasy, oltre al muro dipinto, 2 cose importantissime. Allora, innanzitutto è appuntamento, perché domenica ci vedremo a Dozza a mezzogiorno in famiglia, Assolutamente su Rai 2. Quindi, abbiamo anche questa chicca. Abbiamo questa news che ve la anticipiamo. Grossa naturalmente. soddisfazione, perché è un panorama nazionale. In bocca al lupo insomma, per la competizione. E poi parlerei un minuto veloce dell'archivio storico del 1200, uno degli archivi più belli della nostra Emilia-Romagna, della nostra provincia, la provincia di Bologna. Quindi Questo sì, è uno degli archivi più antichi e anche meglio conservati della provincia. Io penso che sia uno dei progetti, anche per il significato, più caratterizzanti per quello che riguarda la mia legislatura, e ci tengo anche qui a ringraziare Don Lindo Contoli, che è il parroco di San Lorenzo di Dozza, perché ha deciso di finanziare l'intervento di recupero dell'archivio storico, perché al giorno d'oggi delle comunità, le amministrazioni comunali non hanno le risorse per recuperare questi archivi, e quindi si riordinerà l'archivio e andremo anche a pubblicare un libro sulla storia di Dozza, con tutti quegli aspetti che possono venire fuori da un archivio così datato. Sindaco, viva Dozza, Grazie. andate a Dozza tutto l'anno praticamente, Guardate le anche il manifestazioni sito, così. sono tantissime, Esatto. nel sito internet naturalmente troverete tutto. Ringraziamo la nostra squadra di atletica qui, perché adesso vogliamo sentire per la vetrina che ci avete dato. Assolutamente sì, in bocca al lupo per i progetti futuri. La mission di questa società sportiva, me lo diceva ieri il Presidente, è importantissima. Profilo basso, ma parliamo coi fatti, risultati. Non ve la tirate tanto, diciamolo, vero? E poi abbiamo tanti volontari, quindi quello ci aiuta moltissimo. In bocca al lupo, ragazzi, in bocca al lupo a tutti. Diciamolo in bocca al lupo anche a Due del Bastamò, perché non so se ci arriviamo alla prossima settimana. Salutiamo Floriano. Grazie Floriano. Grazie a voi. E andiamo qua a salutare le nostre bellezze, veramente molto belle e brave, che adesso presentiamo quello che è il pezzo che vi ha permesso di vincere il concorso a Bagnacavallo. Ragazzi, ma chi vince un concorso a Bagnacavallo? Vi rendete conto? Lo presentiamo, il pezzo si intitola... Si intitola Please Mr. Postman delle Marvelettes, e lo dedichiamo alla nostra insegnante di canto Monia Visani. Assolutamente Monia, hai fatto un capolavoro con queste 3 ragazze. Please Mr. Postman, le... semicrome, eccole qua. Dai, ragazzi, ciao a tutti, ciao, ci vediamo la prossima settimana. Oh yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Oh yeah. If there's a letter in your Please, Mr. Postman. Oh yeah. Hear from the boy of mine. There must be a word today for my boyfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter for me. I've been sending you, waiting, Mr. Postman, so patiently, for just a card or just a letter saying it's returning home to me. Please, Mr. Postman. Mr. Postman, look and see. Ooh, yeah. If there's a letter in your Please, Mr. Why is taking such a Postman. long time? Oh, yeah. Hear from the boy of mine. So many days you passed me by, so the tears standing in my eyes. You didn't stop to make me feel better by leaving me a card or a letter. Please, Mr. Postman, look and see if there's a letter, oh yeah, in your bag for me. You know has been so hard. Such a long time. Yes, since I've heard from that boyfriend of mine.